Si vede la sagoma di una persona gettare nel giardino della vittima un borsone e poi scavalcare. È il filmato della telecamera di un'abitazione vicina a quella di Vanessa Ballan. Frame importanti per ricostruire gli attimi prima dell'aggressione mortale, indizi che portano ad acclarare la responsabilità di Buyar Fandai, il quarantenne accusato dell'omicidio della donna. I carabinieri hanno raccolto, rilevano in una nota, plurimi univoci indizi di colpevolezza a carico del piccolo imprenditore edile ora rinchiuso nel carcere di Santabona. Nel filmato si vede un uomo aggirarsi nella zona quella mattina del 19 dicembre, gli abiti dell'uomo simili a quelli sequestrati all'indagato, la stessa corporatura, e poi l'irruzione nel giardino della villetta, nel borsone il martello con cui ha rotto il vetro della porta finestra al lato della casa della vittima, attrezzo che riportava la scritta Sette Color, il nome della ditta del quarantenne, martello che è stato abbandonato sul pavimento della casa di Vanessa, poi l'aggressione violenta e crudele. La 26enne non ha avuto scampo, colpita prima probabilmente a mani nude e poi raggiunta da 8 fendenti al torace. L'uomo ha utilizzato un coltello con il manico in legno, una lama lunga 20 centimetri. L'arma è stata trovata dai carabinieri nel lavello della cucina, solo parzialmente lavato dal sangue della vittima. Un altro coltello identico è rimasto nel borsone del quarantenne recuperato dai militari dell'Arma. L'avvocato Simone Guglielmin, legale della famiglia Ballane Scapinello, parla delle due famiglie chiuse in un dolore immenso. La famiglia chiede il rispetto del dolore nel silenzio. Dopodiché ci saranno momenti per poter, rappresentare quelle che sono le esigenze. Poi aggiunge: Ci aspettiamo che il procedimento venga celebrato con la dignità che impone il nostro ordinamento. Sulla mancata adozione di provvedimenti restrittivi a carico di Fandai, dopo la denuncia della vittima per stalking e minacce, interviene anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha chiesto agli uffici competenti del Dicastero di acquisire, presso i vertici degli uffici giudiziari di Treviso, una relazione dettagliata in merito al femminicidio di Vanessa Ballan. Su questo l'avvocato Guglielmin dice: Noi cercheremo di fare chiarezza anche noi, con i mezzi che ci competono, cercheremo di capire le ragioni di questa, falla, se si può dire in questi termini, che è stata peraltro già acclarata anche dal procuratore della Repubblica.